Di solito sento sempre queste cose qua, anche di notte fanno sempre casino di voci, anche al mattino presto. Però ieri sera ho sentito queste cose qua, insomma. Ho sentito una cosa che ho sentito dire che diceva vai via altrimenti chiamo i carabinieri. Questo ho sentito, basta, non ho sentito altro niente. Invece i due avevano alzato l'arma da fuoco e sparato all'uomo che stava rincasando con la fidanzata dopo una serata, un colpo dritto alla testa che ha ferito il giovane tra la spalla e il collo. Si trovano ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da sparo il 44enne e il 39enne di origine albanese ritenuti responsabili dell'agguato al connazionale la notte del 1° luglio. A ricostruire i movimenti dei due assalitori i carabinieri di Mestre con il nucleo investigativo del Comando di Venezia e un'unità cinofila di Torreglia che hanno eseguito l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere. Il movente del tentato omicidio o l'organizzazione della rete di spaccio nel Milanese da cui la vittima pare volesse tirarsene fuori, decisione che i due indagati non condividevano, da qui le minacce di morte iniziate già a febbraio fino all'aggressione del 1° luglio. I due uomini sono stati portati uno alla casa circondariale di Venezia e l'altro a Padova. Le indagini erano scattate la notte stessa dell'agguato. I carabinieri avevano trovato a casa i due uomini e nelle loro auto munizioni dello stesso calibro del colpo che aveva ferito la vittima, nonché materiale riconducibile a una presunta attività di spaccio.